Quarta corsa dall'Arcoveggio, confronto per cavalli di 3 anni sulla distanza del miglio in 12 al via, 1 Felixia, 2 Fly dei Greppi, 3 Fermellino, 4 Fender Bay, 5 Fernanda, 6 Fallaci di Casei, seconda linea 7 Flamenco Adri, 8 Ferdi Very Nice, 9 Phantom OP, 10 Fair Play Fox, 11 Sri Lanka Jet, 12 Face to Face SBF. Favori netti per Felixia, numero 1 Filippo Monti in sediolo, macchina che lascia andare i concorrenti, e veloce dall'esterno Fernanda che si avvantaggia in poche battute, assume l'iniziativa nei confronti di Fermellino, poi Fly dei Greppi Felixia, guida Fernanda sulla piegata, mentre all'esterno c'è la progressione di Sri Lanka Jet. Sri Lanka va su Fernanda, insiste al suo esterno, passa in vantaggio e sfila dopo Cavallo numero 1 350 Felixia metri. squalificato. La rottura invece per Felixia. Cavallo numero 4 Fender Bay E squalificato. stessa sorte subisce Fender Bay. Intanto in seconda posizione appunto Fernanda dopo essere stata rilevata da Sri Lanka Jet. All'esterno c'è la progressione di Face to Face SBF che si trascina. Cavallo numero 9 Ferdi Phantom Very OP Nice squalificato. Completamento dei 600 in 46,7, Sri Lanka Jet in vantaggio nei confronti di Fernanda, all'esterno Face to Face, seguita da Ferdi Very Nice e Flamenco Adri. Posizioni invariate anche all'altezza degli 800 in 1-2,5 con Sri Lanka Jet che continua a guidare tranquillamente. C'è invece l'incertezza e l'errore di Ferdi Very Nice. 8 Ferdi Very Nice Finisce squalificato all'altezza dei 1000 metri in 1,18,3. Cavallo numero 7 Flamenco Adri squalificato. Stessa sorte per Flamenco Adri. Intanto si mantengono in vantaggio Sri Lanka Jet e all'esterno Face to Face SBF che ora prova l'attacco, mentre lungo la corda c'è Fernanda, viene via anche in terza corsia Fly dei Greppi, mentre c'è l'errore di Fermellino. Cavallo numero 3 Fermellino squalificato. Con in vantaggio Fly dei Greppi che è passato all'ingresso addirittura dopo l'errore di Sri Lanka Jet e va a vincere nettamente. Il secondo posto è per il numero 12, probabilmente Face to Face SBF, e per il terzo forse Fender Bay, ma da rivedere perché in mezzo c'era anche il numero 1 Felixia già squalificata. Vediamo la rottura di Sri Lanka Jet, l'errore anche di Fernanda, mentre si avvantaggia Fly dei Greppi con Riccardo Picchi in sediolo che viene a vincere nettamente, mentre la lotta per il secondo vede emergere il numero 1 Felixia, ma era già squalificata, quindi non consideratela. E per il secondo dovrebbe essere il numero 12 ancora davanti al numero 4, quindi Face to Face SBF al debutto che fa su il secondo posto davanti al numero 4 Fender Bay. Vittoria invece per Riccardo Picchi e Fly dei Greppi per conto di Roberto Biagini e del signor Nicola Del Rosso.